si pubblica non meno di 2 volte alla settimana. Erano i tempi di Gaetano Negri, il sindaco di Ferro, della Duse, di Tamagno e delle romanze di Paolo Tosti. Mentre al Gran Salone Eden furoreggiavano le vedette internazionali del caffè concerto, al Biffi la gente discuteva con pari animazione di Francesco Crispi e di un nuovo veicolo che stava conquistando simpatie anche fra la gente bene di allora. Il biciclo. Da semplice curiosità questo mezzo meccanico si era diffuso rapidamente e alla fine del secolo poteva inserirsi con pieno diritto di cittadinanza nel traffico allora limitato a qualche tram, alle carrozzelle, ai barconi silenziosi dei navigli. Ma oggi Milano deve coprire i suoi navigli. 182.136 autovetture, 35.948 autocarri, 274.322 motociclette, oltre ai numerosi veicoli della provincia, reclamano strade sempre più ampie che consentano al ritmo frenetico della vita dei nostri giorni il suo normale svolgimento. Parlare della bicicletta sembra un controsenso, ma non è così. Soltanto non ci si accorge più di lei che, umile, silenziosa, continua a ricoprire un ruolo importante. C'è infatti un momento nella vita della città in cui essa torna ad essere l'assoluta padrona della strada. Fra tutte le macchine sembra quella maggiormente fatta a misura d'uomo. E questi le è rimasto fedele, ha ancora bisogno di lei e se ne serve. Chi deve fare ogni giorno affidamento sulla bicicletta per il proprio lavoro o anche solo per raggiungere la fabbrica finisce per affezionarsi a lei come se fosse della famiglia. Se la tiene in casa e le riserva un trattamento particolare, col tempo si stabilisce tra bicicletta e padrone un rapporto di mutua interdipendenza. La bicicletta non richiede cure speciali, non tiene molto spazio e per funzionare non ha bisogno che della buona volontà del proprietario. Ma pedalare è facile come camminare, anzi, più piacevole. È forse per questo che le lunghe teorie di operai che si recano in fabbrica portano ogni mattina un clima di giovanile dinamismo sulle strade cittadine. La bicicletta è una macchina semplice, ma qualche volta la sua manutenzione richiede l'intervento di uno specialista, la cui bottega è altrettanto semplice e modesta. Nella sua semplicità sembra ormai fuori dal tempo. Qui il lavoro del meccanico si svolge ancora sul piano della abilità artigianale. Ci sono migliaia di piccole esigenze, di piccoli problemi da risolvere. Non esiste infatti una bicicletta uguale ad un'altra. Come la vita trasforma gli uomini, così la bicicletta si trasforma adattandosi al proprietario fin quasi a rispecchiarne la personalità. Dimmi che bicicletta hai e ti dirò chi sei.
Spesso la bicicletta può costituire un mezzo per realizzare un sogno di gloria sportiva, ma quasi sempre essa non è altro che il pratico ausilio a disbrigo di un lavoro concreto. Oggi le biciclette in circolazione a Milano sono ancora molte e continuano ad aumentare. Le fabbriche lavorano a pieno ritmo, con criteri di produzione assolutamente moderni, con nuove leghe metalliche e nuovi disegni. Dai loro magazzini escono ogni giorno nuovi modelli, lucidi di vernice, leggeri, ben rifiniti, destinati a sostituire i vecchi catenacci ancora in circolazione. Questa produzione è impiantata ormai su rigorose concezioni industriali che permettano di offrire al consumatore un veicolo perfetto, esile in apparenza, ma in realtà solido e sicuro. Accanto ad essa vivono i mercati di robi vecchi, che annoverano appunto tra i prodotti di maggior richiesta le biciclette e i loro accessori. Così, nella frenetica giornata di una grande città, in questa era moderna e spaziale, la bicicletta aiuta ancora l'uomo a vivere, a divertirsi, a lavorare. Questa macchina così semplice, così poco ingombrante, così utile e silenziosa. La bicicletta.